Oh shit. No, è uscita questa Challenger nuova, tutta nera e cattivissima, oh. Oh, sento il zzz del motore. Poche parole, questa Challenger ha 800 cavalli, è nera, pazzesca e ha un bel suono, quindi andiamo. Oh, ok. Pardon. Ok, siamo tornati, ho appena aggiunto il traffico, mi ero scordato come sempre. Il bello è che puoi anche mettere il traffico offline, è più chill. Online hai solo alcune auto, offline hai tutte le auto del gioco praticamente che hai scaricato. Quindi ci sta di più. In chill Really, nigga? hanno fatto la Challenger con meno cavalli della Charger Hellcat. Ora dai, li senti. Mi sa però che la Challenger è più stabile della Charger. Cioè, senti il force feedback è diverso. E offline possiamo scegliere praticamente il meteo a nostra scelta. Ho messo giorno soleggiato perché è il modo migliore per vedere l'auto. Quindi, oh, c'è. Mamma mia. Comunque sì, magari faccio tipo video per categorie. Magari un video solo sulle muscle car, dove provo tutte le Ford, le varie Mustang, le Charger, le Challenger. Un altro video auto classiche, magari tutte le vecchie Audi, auto da rally e niente. Comunque per la maggior parte dei video praticamente io parto, guido, parlo, cioè vado col flow, cioè col video alla fine. O mi viene roba in mente, oppure magari se ho qualche spunto, ve lo segno prima, magari ci penso. Guida chill, perché qua ragazzi solo chill. Adesso sto scaricando altre mod sempre assurde come quella della poltrona. Mi sembra che ho trovato un carrello della spesa, una scrivania che è simile alla fine alla poltrona, e il T-Rex va bene, ma là farò il video. POV Jurassic Park lo farò, volevo farlo, ce l'ho già in lista. Boh, cerco di alternare alla fine. Tanto voi come sempre scrivete nei commenti. Ok. Sì, stavolta non ho messo molto traffico, ho messo solo 11 car. Ho solo messo 11 auto. Può andare da 0 a 1000, ma solo che quella CPU dopo comincia a rischiare, cioè comincia a rallentare. Oh, però devo dire che si guida bene l'auto. Per avere 800 cavalli è stabile, non pensavo. Ok, ora ho messo più traffico, siamo andati da 11 a 40 auto, quindi dovrebbe essere un po' più trafficato adesso, sì. Infatti vedo già più auto. Damn. Però sì, dai, alla fine per me ci sta di giorno, perché di notte è difficile andare veloce perché visibilità è tutto. Una cosa però che manca offline è il teletrasporto. Però dai, con le mod, quelli di Noè si stanno migliorando. Ok, stiamo un po' con la visuale del cofano. Oddio. Oh. Mamma mia. Alla fine sì, con le muscle car, con le Challenger della Dodge, con le Charger è così. Sono potentissime, sono ignorantissime, fanno un sacco di rumore, consumano un sacco di benzina. Però, oh, madonna, sono divertenti da guidare. Guarda qua la nostra Challenger SRT Demon. Hellcat SRT. Gonna put up on me. Yeah. Comunque sì, se c'è... Madonna, oh, che veloce. Per il suono è una cosa che proprio che mi prende. Un'auto che ha un bel suono, veramente ce l'ho nel cuore. È per quello che adoro anche le CTR. Allora, 4 frecce. La nostra Challenger qua, mettiamo in neutrale. Se avete altri video da consigliare, commenti, like, subscribe, quello che volete. E niente, alla prossima ragazzi, ciao.